Oh, Gianmaria, aiuto, come ce l'hai impostato sto coso? Sì, non riesco ad aggiungere la pagina dal tuo Visual Studio, come l'hai configurato l'ambiente? Tasto destra, tasto right e non c'è. Ah, e adesso è comparsa, vabbè, ragazzi. Sempre funzionale, Adesso funziona. il padrone, si sente Sì, come non va. Aggiungiamo una pagina vuota, dicevo. Diamo tempo, Aldo. Diamo tempo al designer di caricare il suo template, probabilmente perché l'applicazione era stata utilizzata, quindi deve tornare su dalla parte sopra. Vediamo innanzitutto che la nostra superficie è completamente interattiva, quindi quello che andremo a fare adesso è semplicemente definire due colonne, prendo la griglia di default, con semplice clic splitto la rappresentazione di due fatti, poi inserire prendendo dalla toolbox due controlli, un controllo data grid per l'elenco di pagine, drag e drop. Queste cose voi siete abituati a farle in Windows Phone per sviluppatori WPF che erano quasi la normalità, per sviluppatori Silverlight se li sognavano, perché loro avevano esclusivamente la visione dello sample. Elimino un po' di proprietà di formattazione che non mi servono per poter fare spam tutta la griglia, scorro la lista e vado ad utilizzare ad utilizzare anche il controllo del Silverlight Toolkit dei Dataform. È un controllo particolare che mi genera un'interfaccia di echi generica creata a partire dalle proprietà dell'oggetto che farò in byte. Cancello in questo caso elementi di formattazione. Ok, abbiamo